Un altro importante rinnovo per la società Acragas: rimane in biancazzurro l'attaccante classe 2000 Gianmarco Di Stefano. Il direttore sportivo Giuseppe Cammarata ha trovato l'accordo per vestire ancora di bianco-azzurro il centravanti siciliano, reduce da una finale di stagione 23-24 importante e proficuo sotto l'aspetto tecnico e agonistico. Di Stefano, prima di approdare all'Acragas nel gennaio scorso, ha vestito la maglia della nuova Egea Virtus. Il 24enne attaccante catanese ha militato nel Paternò ed è cresciuto nel settore giovanile del Catania, dove a livello giovanile inanella record su record, ottenendo 23 reti stagionali, lo scettro di capocannoniere d'Italia nel campionato Beretti. Col Catania può contare parecchie convocazioni in Lega Pro. Nel recente passato ha vestito le maglie dell'Aci Reale, del Messina. Nel gennaio del 2020 ha giocato nella squadra primavera del Lazio. E intanto Mario Vizzini torna a casa e l'Acragas lo blinda con un contratto biennale per il terzino sinistro classe 2004, che dopo la brillante esperienza con la maglia del Pro Favara nel campionato di eccellenza ritorna alla società biancazzurra. Il giovane e promettente difensore Mario Vizzini, calciatore che era in prestito al club giallo-blu, ha firmato un contratto biennale con la società del presidente Carmelo Callari e del patron Giuseppe Deni. Vizzini è un terzino sinistro, rapido e tecnicamente valido, cresciuto nel settore giovanile dell'Acragas. Con la maglia del gigante ha vinto il campionato di eccellenza nella stagione 22-23, timbrando tante presenze e prestazioni oltre la sufficienza.